Buonasera a tutti e benvenuti a Teleradio Sport. Chiavari, come al solito ci colleghiamo da casa Caritas nel piccolo salone in diretta come ogni lunedì alle ore 21 circa. Ciao Giacomo. Buonasera a chi ci sta seguendo. Buonasera. E ciao Luca. Allora, questa sera abbiamo soprattutto due sport, ma due presenze importanti, che abbiamo due gruppi, sia da una parte le femmine, il femminile, dall'altro maschile, ma tante altre notizie sportive, Giacomo. Sì, come ogni serata, diciamo, abbiamo tanti ospiti con cui parlare, ma poi ci prendiamo anche qualche libertà, diciamo. Invece Luca? Purtroppo stasera dobbiamo cominciare con una triste notizia per il mondo della pallanuoto, soprattutto chiavarese, perché si sono svolti oggi i funerali di Urbano Carlo Servente, che è stato presidente della Chiavari Nuoto da metà degli anni 80 fino ai primi anni 90, ottenendo degli ottimi risultati con la società e purtroppo è deceduto per una malattia. E quindi non possiamo far altro che abbracciare la famiglia e fare le nostre condoglianze come redazione sportiva di Telepace. Un uomo di sport. Un uomo di sport. Un uomo di sport. Giacomo, cominciamo a dare qualche risultato da questa lunedì. Dove parti? Da in cima al fondo? Questo lunedì partiamo dalla Serie A, partiamo dal Genoa che ha pareggiato 1-1 a Torino, un ottimo pareggio per il Genoa che si mantiene, diciamo, nelle zone più sicure della classifica. Per quanto riguarda la Serie B invece lo Spezia ha pareggiato 2-2 con il Palermo, un pareggio arrivato proprio nei minuti di recupero dopo essere stato sotto di un doppio svantaggio e quindi un punto comunque prezioso per lo Spezia che rimane terzo in classifica e quindi al momento sarebbe nella posizione migliore per disputare i playoff. Sempre in Serie B la Sampdoria ha vinto 1-0 contro il Modena, quindi diciamo seconda vittoria consecutiva e sembrerebbe che la squadra si sia un po' ripresa e possa allontanarsi dalla zona play-out. Venendo dalla Serie C, la Virtus Entella ha vinto ieri in casa contro la Spal per 2-1 grazie a due gol proprio a inizio gara e poi diciamo non è riuscita a fare il terzo ma è riuscita comunque a gestire il vantaggio. E il Sesti Levante invece che arriva da una sconfitta molto bruciante per 3-2 in casa contro il Piancastagnaio. Sesti che è riuscito a recuperare appunto dallo svantaggio ma poi ha subito due gol proprio all'ultimo. Proprio a Sestri nelle ultime partite, proprio alla fine, l'ultimo minuto, insomma, non mantengono il risultato, è già successo diciamo altre volte. Oltre al risultato fa poi diciamo male la modalità in cui sono maturati proprio all'ultimo. Infine in Serie D la Lavagnese ha pareggiato 0-0 a Gozzano. Bene. Vuoi anticipare qualcosa sui risultati, Luca? Sui risultati, diciamo il risultato più eclatante è stato il pareggio della Chiavari Nuoto. Ecco, la Chiavari Nuoto che si pensava contro l'Arenzano potesse, non dico fare una passeggiata, perché nella pallanuoto nessuna partita è una passeggiata, però che potesse vincere tranquillamente, invece è stata costretta sul pareggio dall'Arenzano proprio all'ultimo secondo, visto che parliamo di proprio all'ultimo secondo, e quindi... pareggiato anche il Torino, quindi la classifica non cambia, ecco, però diciamo fa un po' specie questa. Ricordiamolo che venivano da 10 partite, 10 vittorie. Sì, era a punteggio pieno la Chiavari Nuoto e si pensava che potesse continuare la serie, invece c'è stato questo pareggio. Adesso comunque andremo poi un po' più nel dettaglio, ecco. Bene, allora prendiamo posizione, andiamo a presentarvi gli ospiti, sia quelli che sono qua con me e poi una bella platea sia femmine che maschi, come vi dicevo. Allora abbiamo il gruppo dell'Under 14 della Virtus Entella, abbiamo qua l'allenatore Mihai Calizzoiu, buonasera, ciao. Poi parleremo di pattinaggio, lo facciamo con la squadra rappallese Roller Staking, che è qua rappresentata da Gloria Cesarale, che è allenatrice, e dal presidente Emanuele Capuzzo. Poi abbiamo un noto giornalista delle nostre parti e non solo, Italo Valebella. Con lui parleremo di sport a 360 gradi. Grazie Italo. E invece Giacomo? Sì, in parte l'hai anticipato anche tu, qui in platea abbiamo la squadra Under 14 della Virtus Entella, abbiamo appunto un dirigente accompagnatore e poi i ragazzi della squadra che disputano il campionato giovanissimi professionisti e poi abbiamo la roller skating rapallo con alcune rappresentanti del settore agonistico di varietà e alcune aiutanti dell'allenatrice.
Allora facciamo un giro di conoscenza anche perché abbiamo dei volti nuovi completamente, li conosciamo per la prima volta, perciò avremo anche modo così di chiacchierare un pochino di più sulla loro storia sportiva, a cominciare da Mihai. Allora, sei qua, va bene, un applauso al mister. Come ti trovi con questo bel gruppo che mi sembra allegro? Molto bene. Si vede che è un gruppo molto unito e mi trovo molto bene con i ragazzi. Ecco, tu hai una storia, poi ce la racconterai un pochino perché insomma arrivi dalla Romania. Esatto. Sono da 6 anni qua. Sì, come tutti noi abbiamo una storia, tutti noi che abbiamo fatto un po' di sport abbiamo una storia. Ho giocato in Romania, ho avuto la fortuna di essere allenato di Manuel Montali, che adesso fa il responsabile del settore giovanile dell'Entella. Perciò forse è stato un po' il riferimento per la tua venuta in Italia. Sì. Lui allenava all'epoca l'Uta Arad, abbiamo dei bei ricordi, allenava la primavera, io giocavo in primavera in questa squadra di Serie A rumena. Abbiamo vinto anche un campionato primavera insieme in Romania, poi ho intrapreso questo mestiere di allenatore. 2017, quando allenavo in Romania, ho portato in prova qua un ragazzo che l'ha preso l'Entella, si chiama Mogos, e così poi c'è stata questa possibilità di trasferirmi qua. Una bella storia che poi a pezzettini ce la racconterai. Bene. Andiamo invece a Rapallo e soprattutto questo sport, questa nuova società. Cosa significa roller skating, Presidente? Roller skating è la realizzazione di, si può dire, di un sogno, che è il sogno che ha Gloria, che aveva Gloria, di fondare un'associazione che facesse solo pattinaggio artistico su rotelle, che appunto è uno sport con una storia per noi, ma magari un poco conosciuto, ecco, non quanto magari altri sport. Ecco, pertanto per rendere un pochino l'idea abbiamo messo qua sul palco Gloria. Ce le vuoi un pochino così raccontare questo? Allora, questo è il nostro attrezzo, praticamente è il pattino artistico e invece di essere, diciamo, noi principalmente si conosce il pattino in linea, questo è il pattino a 4 chiamato quad e che permette di fare le stesse cose del pattinaggio su ghiaccio, quindi evoluzioni come le trottole, i salti e poi coreografie varie. Questo è permesso proprio perché ci sono gli sterzi e riescono quindi a fare tutte le evoluzioni. Ecco, ho capito leggendo qualcosa che ci sono i pattini tradizionali e i pattini in linea. Questi che cosa sono? Sono i pattini tradizionali, ecco, di una volta, che si usavano una volta. E quelli in linea che differenza hanno? Che non hanno gli sterzi, quindi in linea è difficile fare la curva, quindi curvare, e quindi non si riesce a fare alcuni esercizi. In realtà negli ultimi anni è nato un pattino in linea che permette di fare anche esercizi come simili ai nostri. Ecco, abbiamo qualche immagine subito dalla regia. Ecco, qua dove siete? Siamo in pista da noi, a Rapallo, una pista nuova che è stata rifatto il fondo 2 anni fa, all'incirca 2 o 3 anni fa, e qua eravamo al nostro primo saggio di Natale. Ecco, tanto vediamo queste ragazze, vediamo solo femmine, no? Ragazzine. E i maschi, Presidente? Ci sono, abbiamo un ragazzino bravo, appassionato, e speriamo che insomma sia di esempio per altri ragazzi che vogliono intraprendere questa disciplina, che è molto, sono molto ricercati, ecco, i maschi, perché
perché ce ne sono pochi in effetti ce ne sono pochi, però è bellissimo, ecco, appunto, anche per l'uomo. Tu sei abituato a fare i titoli, a incorniciare subito un pezzo, no? Hai già fatto il titolo di questa serata oppure no? Beh, la meglio gioventù, perché mi sembra che l'età media sia abbastanza bassa, ma siamo comunque in un'età dove si possono cominciare a vedere delle belle cose, no? Sia da una parte che dall'altra, no? Da Sì, una vediamo parte... gli under 14. Esatto, ci sono ragazzine anche giovani e piccoline che stanno crescendo, altre che invece magari praticano questo sport da un po' più di tempo, e dall'altra parte questa squadra dell'Entella si sta avvicinando un po' al calcio, non dico che conta, ma un tipo di calcio professionistico, quindi si comincia un po' a diventare uomini e donne, se vogliamo. Italo, tu adesso che hai giocato a pallone, no? A 14 anni dove giocavi? Cosa pensavi? A 14 anni pensavo di fare tante belle cose, poi vabbè, in realtà... Giocavi già a 14 anni? Poi. Sì, io ho cominciato presto e ho finito tardi, però ecco, io giocavo, c'è la differenza, no? Che si usa di solito, giocare a pallone e giocare a calcio. Io giocavo a pallone, a calcio ci giocavano quelli molto più bravi, quelli molto più bravi di me. Cosa ti ricordi di quell'età lì, la società, un gruppo, uno spogliatoio, sì, un gruppo, mister? Un mister, un gruppo, ce l'ho un gruppo presente nella mia testa. Noi la cronaca la diamo dalla partita e poco prima, poco dopo, ma poi ci sono questi belli rapporti tra i giocatori delle squadre che vi incontrate, no? Perciò i rapporti rimangono ed è anche bello dello sport questo, avversari in campo ma poi amici. No, il bello è questo, ma al di là poi dell'aspetto agonistico, sportivo, poi succede anche nel mio lavoro di tutti i giorni, alla fine con certe persone poi ti trovi in confidenza, diventi amico, nascono anche delle amicizie. Ho conosciuto tantissime persone in tanti sport con cui poi sono rimasto amico, quindi è un po' la bellezza dello sport che si sposa anche con questa cosa qui. Ecco, se dalle regie riusciamo potremmo mandare il servizio della Virtus Entella che ha giocato una bella vittoria con 2-1 con la SPAL, e vediamo i servizi e poi rientriamo in studio e abbiamo anche una telefonata. La squadra ha iniziato la partita in una maniera devastante, la cosa che gli avevo chiesto perché sapevo che la SPAL avrebbe iniziato in questo modo e noi l'abbiamo fatto penso con un primo tempo sontuoso sinceramente. Una volta in 10 ci siamo compattati. Ho pensato di fare 2 cambi di struttura, di motore, in modo tale da poter ovviare a qualsiasi tipo di situazione, lasciando una linea difensiva di 4 difensori e 3 centrocampisti, quindi nella normalità della gestione di una partita, e ritengo che la squadra poi ha fatto bene. Poi alla fine sì, c'è stato questo gol su un errore nostro e una non marcatura, mi sembra, di Antonio Boccadamo, ma obiettivamente direi che è una partita strameritata. Una gara che nascondeva tante insidie. Sì, dobbiamo dire che è una partita difficilissima, l'abbiamo preparata benissimo, sapendo le loro forze, e penso che siamo arrivati il giorno della partita pronti, e il risultato, la prestazione è arrivata e dobbiamo continuare così. E il mister ieri aveva detto bisognerà partire forte, approcciare bene alla partita anche per non dare certezza all'avversario. C'è stato un approccio feroce, non il primo di questa stagione, con 2 gol in 8 minuti. Sì, dobbiamo dire che oggi siamo partiti fortissimi, nei primi 10 minuti abbiamo trovato 2 gol e da lì in poi la partita l'abbiamo fatta noi, a parte un po' alla fine che magari ci siamo stati un po' più disattenti, abbiamo mollato qualcosina su palla inattiva dove hanno trovato loro il 2-1, però non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo portato a casa anche oggi questi 3 punti. E veniamo al gol. Lo aspettavi, era quasi un girone che non arrivava, anche se le tue prestazioni sono sempre state all'altezza. Il mister non aveva perso occasione per dirlo e per farti i complimenti nel post gara. Quanto lo desideravi? A chi lo dedichi questo gol? Il gol per me era tutto, lo cercavo da tantissimo tempo, il mister devo dare grazie a lui, a tutti i miei compagni, perché durante la settimana mi danno quella fiducia, le forze di arrivare il giorno della partita pronto a buttarla dentro quando serve, e penso che oggi è arrivato e sono davvero contento. Dedico questo gol a tutti loro, alla mia squadra, perché se lo merita, e davvero speriamo di arrivare fino in fondo continuando con queste prestazioni.
un flash Italo, un'entella compatta, no? Che si sta comportando molto bene. Ma sì, direi che è un'entella compatta, un'entella in grande crescita. Io ho in mente una frase che ha detto mister Gallo qualche settimana fa, prima di Natale. Ha detto: questa squadra apprende molto velocemente. Quindi è una squadra che è partita già bene, in preparazione, costruita in un certo modo, con intelligenza, eccetera. Aveva delle basi solide e poi è una squadra che cresce velocemente perché impara anche velocemente. Come vada a finire questo campionato non si può sapere ora, però quello che ha fatto l'Entella in tutti questi mesi è un qualcosa, cioè, che è difficile vedere comunque nel calcio, è un rullino di marcia molto importante. Allora, dovremmo avere al telefono il centrocampista Giovanni Di Noia. Pronto? Pronto? No. Pronto? Ecco, vabbè. Sì, pronto? Sì. Eccoci. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera. Un applauso a Giovanni. Allora, hai sentito queste belle parole di un noto giornalista, Italo Valebella, sulla compattezza, insomma, su questo bel momento dell'Entella. Come è andata la partita di ieri, al di là della vittoria? Sicuramente è stata una partita complicata. Noi siamo partiti forte e quindi abbiamo già indirizzato la partita a nostro favore, però diciamo che l'abbiamo sudata fino alla fine, quindi è stata tosta, però siamo contenti per aver raggiunto questa vittoria. Ecco, c'è stata questa partenza a razzo, poi forse potevate fare il terzo, insomma alla fine un minimo, ma insomma è stata ben gestita. Sì, sicuramente forse un nostro difetto è quello di non riuscire a chiudere prima le partite, però la squadra è sempre stata compatta, unita anche dopo l'espulsione e poi siamo riusciti a gestirla, potevamo gestirla ancora meglio, però è andata bene così. Ecco, là è un po' il segreto di questa Entella di quest'anno, lo spogliatoio. Sì, c'è stata un'alchimia sin dall'inizio, dal ritiro, e penso che poi si veda in campo. Stiamo bene insieme e c'è piacere a lavorare insieme. Giovanni, raccontiamo qualcosa di te, no? Circa 300 partite nel professionismo, insomma hai giocato in campi molto importanti, da Terni a Perugia, Chievo, Foggia, insomma, e poi da Pugliese hai giocato anche nel Bari dove hai iniziato. Sì, diciamo che nella mia carriera ho girato molte squadre ed è stata una carriera ricca di emozioni. Sono contento di quello che sto facendo e poi speriamo di continuare anche quest'anno in questa maniera e magari di toglierci qualche soddisfazione. Ecco, tu a Foggia avevi già mister Gallo, forse è stato il trampolino per arrivare a Chiavari? Sì, a Foggia ho già avuto il mister e diciamo che già a gennaio dello scorso anno c'era stato un avvicinamento. Poi quest'estate diciamo, si è trovato subito l'accordo e sono stato contento di raggiungere nuovamente il mister. Ecco, qua abbiamo... tra l'altro hai rinnovato il contratto, perciò vuol dire che a Chiavari insomma, ci stai bene. Sì, ci sto bene, poi la società è una di quelle società che non c'entra niente con la Serie C, e quindi penso che meriti altri palcoscenici. Sono contento di aver rinnovato. Ecco, sei qua con la tua famiglia, anche 2 figli, vi vogliamo salutare, se ci dici i nomi. Sì, assolutamente. Saluto mia moglie Roberta e i miei 2 bambini, Francesco e Gabriele. Facciamo un bel applauso. Senti Giovanni, prima di salutarci, qua abbiamo gli under 14 dalla Virtus Entella. Cosa puoi dire? Un centrocampista, un leader come te a questi ragazzi? Ma io penso che adesso siano giovani e devono pensare ancora a divertirsi, a godersi lo spogliatoio ogni momento che li capiti all'interno dello spogliatoio.
Ecco, poi arriverà il momento di pensare, diciamo, alle cose un po' più seriamente. ti faccio salutare anche dal mister e Italo Valebella che scrive e segue la Virtus Entella. Italo. Sì, io ho una domanda personale, visto che l'Entella è prima in classifica, la Ternana insegue, volevo sapere se stai guardando la partita della Ternana in questo momento. No, sinceramente preferisco non guardarla. Allora ti preferisco diciamo il godermi i bambini. risultato, non Vabbè. sappiamo il minuto, ma vince la Ternana 2-1, è vero Italo? Ah, ok. Era Era meglio. meglio non È saperlo. intervallo. Vabbè, diciamo che Era è meglio presto non per saperlo. cominciare a guardare gli altri, ecco. Sarà tempo un po' Sì, più no, avanti. noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Bene Giovanni, grazie. E saluta Grazie tutto a lo voi. spogliatoio, il mister, e bocca al lupo. Pepe il lupo e grazie a voi. Bene, poi andiamo un commento un pochino anche sul Sesti Levante, ma ritornerei coi patti a Giacomo. Sì, a Ilaria Passarelli che appunto aiuta l'allenatrice. Chiediamo, abbiamo visto diciamo, come più o meno sono fatti i pattini, ci puoi spiegare come funzionano, come sono strutturati diciamo, gli allenamenti o più o meno un allenamento tipo? Sì, allora gli allenamenti sono strutturati in una parte iniziale in cui facciamo preparazione a terra senza l'utilizzo dei pattini per migliorare ad esempio l'equilibrio e il fiato, mentre facciamo una seconda parte sui pattini in cui prepariamo salti e trottole anche in preparazione delle gare che svolgono gli atleti a livello agonistico, quindi per migliorare costantemente le nostre qualità, i nostri salti e le nostre trottole. Invece a Francesca Franzi, che anche lei dà una mano, visto che comunque prima ha iniziato come atleta pattinando, qual è stato il cambiamento maggiore, magari anche di mentalità, nel passare da essere un'atleta a un'allenatrice? Allora, il passaggio non è stato troppo difficile perché comunque abbiamo sempre a fianco Gloria che ci sostiene, ci aiuta in ogni momento, però è una cosa che sia a me che a lei ci arricchisce veramente tanto perché possiamo trasmettere quello che abbiamo imparato alle allieve più piccole e quindi danno tante soddisfazioni, soprattutto quando migliorano. Io per esempio sono stata assente per un periodo perché studio fuori e quando sono tornata a vedere le mie ex allieve che hanno fatto dei miglioramenti è stata una bella soddisfazione. Invece Gloria è anche insegnante di educazione fisica, no? Perciò Sì. sei sempre in mezzo ai ragazzi. Sì, sempre, dalla mattina alla sera. E come va questo mix di sport? No, bene, dai. Io fin da piccola volevo fare questo e quindi... È un tuo sogno, no? È proprio il mio sogno, Ma da sempre. quando hai sognato di fare la pattinatrice? Non ho idea, cioè io non mi ricordo neanche quando ho messo i miei primi pattini, quindi per me è stato sempre fondamentale, è uno sport, una passione che ho sempre voluto mantenere. E gli studi ho fatto all'Università di Scienze Motorie proprio per cercare di essere il più competente possibile in questo sport e poi mi ha aiutato poi nel lavoro. Invece Emanuele, ti metti i pattini? No, però vorrei iniziare. Magari quando apriremo il primo corso adulti potrei essere il primo iscritto. Ecco. Ok. Ora, magari inizialmente no, però adesso sto iniziando ad incuriosire. Ma ad esempio a Rappallo dove andate a fare la vostra attività? La nostra attività, dico purtroppo, siamo all'aperto perché non ci sono strutture al chiuso che ci permettono di allenarci. E anche perché ci vuole uno spazio abbastanza grande, siamo sui 20x40, quindi uno spazio molto grande e le superfici all'interno delle palestre non sono superfici che adatte al pattinaggio, o meglio, potrebbero essere adatte al pattinaggio perché noi andiamo sia su superfici ruvide, quindi come il cemento al quarzo, quelli un po' più lisci, a parquet. Sul parquet ci pattiniamo, però deve essere un parquet che comunque abbia una tenuta apposita
e a seconda del pavimento dove andiamo cambiamo le rotelle all'interno cioè le ruote si cambiano, possiamo cambiarle a seconda di che superficie abbiamo in quel perciò ogni volta potete anche cambiare. Cioè abbiamo il cambio ruote. Cambio ruote. Cambio ruote però. Adesso è il tempo della neve. Sì. Quindi ogni volta dobbiamo sapere che anche quando andiamo in gara che superficie c'è e cambiamo. Comunque noi abbiamo a Rapallo questa pista, come si vedeva prima, che è stata ingrandita e quindi ci permette di allenarci. Vedo che stai ascoltando con interesse, sì. Non è che vuoi fare pattinaggio anche tu? No. Insieme magari, per farli allenare. Sì, è uno sport che non lo conosco, quindi ero attento a cosa... oltre al calcio, ad esempio, cosa ti interessa? Ma il tennis mi piace, basket anche, quindi... strano. Pensavo che dicesse la pallanuoto, però è un rumeno che la pallanuoto, so che in Romania la pallanuoto è uno degli sport più praticati, ecco, ho tanti amici rumeni che sono venuti in Italia a giocare qui a pallanuoto, e invece pallanuoto non... Sì, non è tra i miei preferiti. Non è tra i tuoi preferiti. No, va bene, ci manca. Luca, visto che hai il microfono, fai un po' il punto sulla pallanuoto. Allora, facciamo il punto sulla pallanuoto, andiamo a vedere la 1, continua il duello in testa alla classifica tra Prorecco e Brescia, sono sempre a pari punti e andranno avanti probabilmente a pari punti fino allo scontro diretto che ci sarà però più avanti. Quindi direi che diciamo che la notizia è questa, ecco. Nella A1 femminile bene Rapallo perché vince contro la Lazio Nuoto e quindi mantiene il terzo posto in classifica dietro alla SIS Roma all'orizzonte. SIS Roma che perde con il Padova e quindi viene raggiunta in testa alla classifica dall'orizzonte con Rapallo subito a 3 punti che incalza. Bene anche il Bogliasco che prende un punto contro Pallanuoto Trieste, quindi un ottimo punto del Bogliasco che così riesce a mantenersi lontano dalla zona pericolosa della classifica. In A2 invece maschile, girone nord, abbiamo avuto appunto risultati che diciamo che c'è stato il pareggio tra l'Arenzano e la Chiavari Nuoto, risultato un po' più eclatante tra tutti, c'è stato il pareggio tra il Camogli e il Torino, quindi in classifica non cambia niente nelle posizioni di testa. Continua quindi la Chiavari Nuoto a avere i suoi 5 punti di vantaggio sul Torino, quindi un vantaggio comunque rassicurante. Come dicevamo un po' il risultato perché un pareggio con l'Arenzano non ci se l'aspettava nessuno, ecco. Però l'Arenzano è stato molto bravo nel terzo tempo a mettere in difficoltà la Chiavari Nuoto, portarsi in vantaggio e poi pareggiare proprio praticamente all'ultimo secondo la partita, quindi comunque dicevamo, come abbiamo già detto, in classifica per le posizioni di testa non cambia nulla, quindi è un pareggio che non pregiudica nessuna posizione. Invece c'è stata la partita tra Bogliasco e Lavagna, ha vinto il Bogliasco 8-7 a 3 secondi dalla fine, un Lavagna che era avanti per 6-3 all'inizio del quarto tempo, poi come era già successo nella partita precedente con l'Arenzano, dove però era riuscita poi a portare a casa la vittoria, un Mobil Pesca che si è un po' distratto, diciamo così, e alla fine il Bogliasco, mettendo in campo, in vasca tutte le proprie forze, è riuscito poi a pareggiare, poi a prevalere sul Mobil Pesca Lavagna. Ecco, quindi un Bogliasco che dai 7 punti passa a 10 e quindi si riporta in una posizione un po' più consona alla forza della squadra. Ecco. Per quanto riguarda le altre squadre, il Sori perde con l'Ancona in casa, questo è un risultato abbastanza importante perché la Vela Nuoto con questo risultato guadagna punti in zona playoff e infatti andiamo a vedere la classifica che è interessante proprio per la zona playoff. Abbiamo Chiavari a 31,
Torino a 26, poi Sori a 21, però come abbiamo detto vince l'Ancona col Sori, si porta quindi l'Ancona a 20 punti, quindi a un punto a ridosso del Sori, e insegue poi la Metanopoli, vincente anch'essa, a 18 punti, con Camogli a 17. Quindi diciamo ci saranno queste Sori, Ancona, Metanopoli e Camogli che probabilmente saranno le squadre che si giocheranno i 2 posti ai playoff, che due saranno già occupati da Chiavari e Torino, e quindi invece per gli altri 2 posti playoff ci sono in lizza queste 4 squadre. Ecco. Intanto sta giocando anche Inter Fiorentina, sono 1-1, e Ternana e Arezzo sempre 2-1. Andrea, abbiamo un dirigente anche dell'Under appunto 14 dell'Entella insieme al capitano, vediamo di conoscere qualcuno, Giacomo. Sì, partiamo appunto da Marco Ferrari, che è dirigente e accompagnatore dell'Under 14. Intanto in cosa consiste il tuo ruolo di dirigente accompagnatore? Ti occupi di cose logistiche, in pratica a cosa devi badare? Devo badare più che altro quando andiamo in trasferta, che sia tutto a posto, soprattutto nelle trasferte più lunghe, perché comunque facciamo un campionato sia con la Toscana, con le squadre liguri professionistiche, poi avevamo anche la trasferta in Sardegna, e sia per le partite in casa. Immagino sia molto impegnativo comunque con tanti ragazzi adolescenti. Sì, molto, molto impegnativo, più che altro perché sono parecchio vivaci. Immagino però sia anche una soddisfazione comunque vederli comunque crescere, anche se poi comunque magari quando passano di categoria te ne arrivano altri, però immagino comunque dia anche molta soddisfazione. Sì, ho sempre un ottimo ricordo anche di tutti, anche dei più grandi che ho avuto negli anni passati, quindi quando li vedo è sempre un piacere. Passiamo anche alle cose di campo, andiamo da Thomas Pagano che è il capitano. Tanto come sta andando la stagione, siete soddisfatti? Direi, perché poteva andare meglio, però tutto sommato neanche male. Ecco, da capitano immagino che devi anche, hai delle responsabilità diciamo nel creare gruppo, nel creare coesione nella squadra, come cerchi di fare questo? Facendo gruppo, coinvolgendo un po' tutti e cercando di fare più gruppo con più, cioè... Dai, è meglio sorridere. Aggiungiamo un po' qualcosa della tua storia, no? Intanto sono spontanei intanto. Sono spontanei, viva la spontaneità. Sì. Benissimo. Raccontaci un po', appunto, hai già accennato qualcosa all'inizio, no? Sì. Ma invece per te era un sogno venire in Italia oppure no? Penso che ogni allenatore, un sogno di ogni allenatore è quello di girare un po', di svilupparsi, quindi penso che un allenatore che va all'estero, in un paese nuovo, impara una cultura nuova, una cultura anche di calcio nuova, quindi è un percorso di crescita, ogni esperienza che lo fai fuori dal tuo paese. Ecco, quando sei arrivato alla Virtus Entella cosa hai fatto, il primo compito che hai ricevuto? Sì, il primo anno ho fatto il preparatore dei portieri, perché sono stato un ex portiere. Poi ho fatto come vice allenatore Under 16, vice allenatore in primavera, e da 3 anni che alleno questa leva Under 14. Sì. Hai anche il figlio, Achille, no? Sì, Qua con te. Sì, anche lui gioca all'Entella. Sì. E cosa fa lui? Che ruolo ha? Centrocampista. Bene, allora vi chiedo un applauso adesso perché abbiamo in diretta l'assessore allo sport della Regione Liguria che è Simona Ferro. Ciao Simona. Buonasera a tutti, ciao Roberto, grazie Eccoci. per questo invito. Grazie per questa comunicazione che stiamo per andare a fare. Allora, è una giornata importante, no? Perché ne venite
diversi assessori, credo anche dei comuni locali, ma da Milano alla BIT, no? C'è la Borsa Internazionale dello... Esattamente, siamo ancora qui alla Borsa Internazionale del Turismo, un appuntamento immancabile, ancora di più quest'anno che siamo Regione Europea dello Sport, quindi leghiamo davvero tanto il concetto di sport col concetto di turismo. Ecco, tra l'altro avete anche parlato di sport, parlando dei campionati europei che ci saranno nel 2025 a Genova. Sì, perché sarà un anno ricco di eventi sportivi importanti, innanzitutto, quindi il nostro fiore all'occhiello saranno questi europei di scherma, quindi saranno in programma dal 14 al 19 di giugno, 6 giorni importanti per la scherma, che ricordiamo è una disciplina sportiva la più medagliata delle Olimpiadi, quindi per noi è sicuramente una grande opportunità, ma soprattutto credo che sia una grande opportunità per il nostro territorio, perché si parla veramente di numeri importanti, 450 atleti presenti presso il nuovo waterfront di Levante, realizzato come sappiamo dall'architetto Renzo Piano, 20.000 metri quadrati di spazio che ospiteranno questi atleti provenienti, ricordiamo, da 45 paesi europei, e avremo 1.000 addetti ai lavori presenti. E poi ricordiamo insomma i numeri grandi della scherma, 30.000 tesserati, e si aspettano circa 18.000 spettatori, il 50% dei quali provenienti da fuori Liguria. Quindi devo dire che sarà sicuramente un grande evento sportivo, ma soprattutto un grande impatto, insomma, un'importante valenza soprattutto sul profilo della nostra economia e del nostro turismo, perché ovviamente ospitare tutte queste persone per 6 giorni vuol dire davvero far lavorare i nostri ristoratori, i nostri albergatori, e dare davvero un particolare impulso insomma alla nostra economia, anche al di là un po' della durata di queste giornate. Quindi sarà un evento come ce ne saranno tanti altri, insomma, ma la Liguria Europea dello Sport vuole dare un importante significato a quello che è innanzitutto la cultura dello sport, ecco, al di là delle grandi manifestazioni sportive, la cultura dello sport, uno sport che davvero parte dalla base, parte dai nostri cittadini, dalla possibilità di dare loro di sfruttare il nostro territorio per promuoverlo, per farlo conoscere, perché davvero la Liguria possa essere anche considerata un territorio a misura di sportivo. Ecco, ritornando alla scherma, complimenti a tutta la scherma e al presidente che la rappresenta regionale, Giovanni Falcini, che peraltro è un chiavarese. È un chiavarese, assolutamente, guarda, è stato un lavoro grandissimo di Giovanni, insieme a tutto il comitato organizzativo che ricordiamo è presieduto da Peppe Costa, e è davvero insomma un grande applauso va sicuramente a lui, perché non è facile organizzare un evento di questa portata, non è facile reperire le risorse economiche per sostenere un evento di questa portata, e quindi insomma la Regione Liguria è assolutamente a suo fianco, perché questo sia davvero un grande evento sportivo, un grande fiore all'occhiello che faccia comprendere davvero anche la capacità di Regione Liguria dal punto di vista della sua impiantistica sportiva. Tu sai, Roberto, abbiamo già parlato che insomma negli anni di assessorato sono stati 14 milioni di euro investiti nell'impiantistica sportiva, con una particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, perché vogliamo davvero che lo sport sia davvero per tutti. Questo anno rivedremo un altro impiego di denaro, insomma 12 milioni di euro per altri impianti sportivi che sono già in programmazione, quindi davvero speriamo di poter avere l'opportunità, grazie a questo merito che abbiamo di Regione Europea dello Sport, di rendere davvero una regione competitiva anche sotto il profilo dell'impiantistica sportiva, perché davvero ne abbiamo un gran bisogno e soprattutto abbiamo voglia di uscire. Siamo una regione piccola, stretta tra monte e mare, ma assolutamente virtuosa sotto il profilo sportivo. In Regione Liguria si praticano davvero tutti gli sport, quindi insomma speriamo davvero di poter andare incontro alle esigenze di tutti, di tutte le discipline sportive. Bene, allora prima di ringraziare volevo farti salutare, e magari lui ha una piccola domanda, un flash. Abbiamo qua con noi Italo Valebella, che sicuramente vi conoscete bene.
Caro Italo, ciao, buonasera. Ciao Simona, ma io guarda, ti faccio una domanda personale tra virgolette, nel senso, visto che tu parli sempre degli sport degli altri, degli eventi degli altri, e visto che so come lavori, come ti prepari e soprattutto la tua agenda, volevo sapere invece tu come ti prepari a quest'anno che sarà molto lungo dal punto di vista degli impegni, ecco. So che lo sport comunque ti aiuta in qualche modo, no? Sarà molto lungo, guarda, ma è importante cibarsi bene, fare 3 passi al giorno regolari e fare anche un po' di movimento fisico, perché credo davvero che il movimento ci tenga in forma a qualsiasi età e quindi davvero devo cercare di regolarizzarmi assolutamente ore di sonno, i 3 passi regolari e mantenere uno stile di vita sano. Ecco, qua la vita che avevo parlato oggi di quanto sia importante, soprattutto cibarsi nella maniera corretta. Ecco, quindi credo davvero che questo sia un elisir di lunga vita per tutti. Non c'è età davvero per poter star bene, e in particolare per me, perché con 13 deleghe in Regione Liguria davvero ho bisogno di tantissime forze, soprattutto di essere assolutamente sempre in bolle regolare, insomma, con la mia vita, con i miei ritmi di vita per rendere davvero al massimo. Bene, grazie, un bel applauso. Grazie Roberto, grazie a tutti voi. Complimenti per la tua trasmissione. Ci sentiamo presto sicuramente per gli avvenimenti di questo importante 2025. A disposizione, grazie, buona serata a tutti voi. Arrivederci. Benissimo, ritorniamo. Giacomo, e tra l'altro abbiamo preparato anche qua un piccolo esercizio, Gloria, alla fine, prima della sigla, perciò ci sono già le atlete pronte, non riusciremo a fare delle cose importanti, una cosa però perché Gloria. è un piccolo spazio, quindi giusto, poi sono le nostre più piccole agoniste, quindi una cosa semplice e veloce. Sai da sentire ancora qualcuno? Ci avviamo verso la fine. Io volevo chiedere a Gioia Ravaggi come ti sei avvicinata al roller skating, qual è stato, diciamo, come l'hai scoperto, qual è stato il primo approccio? Allora, il mio primo approccio con Gloria è stato all'incirca 10 anni fa, quando avevo 6 anni, e grazie a una mia amica mi ha fatto conoscere appunto Gloria, che prima allenava anche a Sestri Levante, e quindi mi sono trovata subito bene sia con lei, poi mi ha portato qui a Rapallo a conoscere le mie compagne, con cui ho instaurato un bel rapporto e quindi sono qua adesso. Benissimo, abbiamo anche degli oggetti che facciamo vedere velocissimi. Allora. Questo, lo puoi alzare per favore così si vede meglio? Cosa abbiamo qui? Allora, questo è uno spinner che usiamo durante il riscaldamento, quindi a terra, quindi senza i pattini, e questo serve per migliorare la nostra posizione sulle trottole. Sostanze, diciamo per esercitare. Sì, esatto. Allora, qui invece... Questo è un estrattore che, come diceva appunto Gloria, è quello che usiamo per togliere i cuscinetti dalle ruote quando dobbiamo andare in una pavimentazione, per esempio, più scivolosa. E quanti tipi di ruote usate per avere un'idea? Dipende, ci sono quelle più dure che usiamo sulla pista scivolose e quelle che usiamo sempre. Ok, e qui abbiamo un altro oggetto, questo qua è più semplice, e ci spieghi, diciamo, in che contesto usate la corda? La usiamo per l'allenamento senza pattini, per allenare i salti. Benissimo, grazie mille ragazzi. Allora, arrivano i risultati di basket e tra l'altro vi devo dire che il nostro staff ha sempre piacere che arrivano con degli oggetti per far raccontare e far vedere, no? Questa sera, Gloria, avete accontentato tutti, perché non solo i pattini ma anche questi oggetti che uno non lo pensa che ci siano, no? Allora andiamo poi a vedere con le immagini di basket questa giornata appena trascorsa. Allora, Busalla 79-83 Varazze, Juventus Ardita, Basket Pelli 68-54, Blusi Lavagna, Rapallo, Derby, vinto da Rapallo per 76-55, Cogoleto Basket 92, Sanremo 76, Aurora Chiavari 81, Auxilium Basket 83, sconfitta della capolista che aveva fatto non aveva ancora perso, ha perso la settimana, proprio questo fine settimana con l'Ausilio Basket, Golfo dei Poeti 59-55 col Tigullio
basket. In classifica vediamo però sempre al comando l'Aurora Chiavari con 26, Next Step Rapallo 24, Tigullio 22, Auxilion e Varas 18, Golfo dei Poeti Ardita Nervi 16, Pelli 14, Cogoleto 12, Busala 6, Lavagna 6, Saremo 2. Questo era il campionato divisione regionale 1 stagione regolare. Un applauso al basket. Abbiamo ancora un giro per quanto riguarda l'Under 14, Giacomo. Allora, Alessandro Martino che è arrivato quest'anno in squadra, com'è stato ambientarsi, com'è anche dover cambiare squadra, cambiare compagni? Allora, mi sono trovato subito bene con i compagni, sono riuscito a instaurare un buon rapporto più o meno con tutti, e con chi meglio, con chi normale, diciamo. E comunque poi anche un compagno che anche nella scorsa squadra giocavamo insieme. Quindi è stato più facile. Invece Gabriele Ravecca che hai segnato nell'ultima partita, tanto ci racconti brevemente il gol e poi com'è andata? Meno, ho delvato prima una persona, poi me la sono spostata, la palla si è alzata Da che posizione? Dove siamo? da fuori dall'area a sinistra, me la sono spostata, la palla si è alzata, ho visto la porta, ho tirato e ho fatto gol. Com'è finita? Abbiamo vinto noi 4-3. Benissimo, quindi è un gol importante anche. E la prossima partita contro chi giocate? Quando giocate? La prossima partita giochiamo contro la Lucchese a Lucca. Buona fortuna, buona partita. Non so se abbiamo un genitore, un papà, una mamma, forse no, vedi un po' Giacomo, intanto con Emanuele alcuni dati, no, per chi volesse iscrivere il proprio figlio oppure iniziare in questa avventura del patinaggio. Intanto l'età e un po' dove vi trovate, come facciamo a trovarvi. Certo, allora diciamo che si può iniziare dai 4 anni, quindi molto piccoli. Noi vabbè, ci troviamo a Rapallo, potete cercarci sui social con i canali diciamo tradizionali odierni e poi per esempio adesso inizierà la nostra stagione agonistica, inizieremo a far gare e trasferte, la prima sarà intorno al 22 di marzo ad Arenzano, poi faremo appunto regionali, provinciali e anche nazionali, quindi insomma cerchiamo di spingerci su tutti i fronti, ecco. Perché voi insomma come appuntamenti sono in giro, no? per le regioni. Sì, talvolta i nazionali sono anche lontano, quindi cerchiamo di organizzare le cose al meglio per poter portare gli atleti a svolgere queste gare. Invece Gloria, come ci lasciamo? Nel senso che tu hai realizzato il sogno, perciò adesso lo devi vivere impegnandoti sia con i ragazzi delle scuole che nel patinaggio. Questa è soprattutto, come dicevo, passione, poi sono loro che mi danno la forza in tutto, e lo sanno perché glielo dico sempre, e niente, auguro a loro il meglio perché è quello che voglio sempre e lo sapete. Allora, dal Rapallo col patinaggio andiamo ancora un pochino, con Italo che mi aiuti, Sessi Levante, che purtroppo in queste ultime giornate fanno delle belle partite, poi una serie di situazioni che non riescono a fare punti. Sì, le situazioni arbitrali, possiamo chiamarle così. Diciamo che non è molto fortunato il Sestri con gli arbitri nelle ultime giornate, sono state un po' di decisioni un po' così, un po' singolari che non hanno aiutato nel contesto di un campionato che è difficile. Io credo che in questo momento soprattutto bisogna lavorare sulla testa della squadra, no? Perché giochi, non raccogli, qualche decisione arbitrale non ti è favorevole, è chiaro che questo è un momento un po' delicato, un po' complicato, però il fatto di vedere che la squadra continua a lottare, anche la società ha fatto qualche investimento sul mercato, chiaro che la salvezza diretta ormai non è più possibile, però raggiungere i play-out e magari raggiungerli
con un buon stato di forma fisica, tattica, anche mentale, ti potrebbe dare la possibilità di risolvere all'ultimo, magari il play-out, una stagione complicata ma da cui si può ancora uscire. Perché è vero che poi si ricomincia, no? Una partita è nuova, play-out, come i play-off. No? Bisogna vedere un po' come ci si arriva. Come ci no? si arriva. Quindi, Intanto arriva l'Inter, vince 2-1, erano 1 pari, 2-1, e la Ternana continua a vincere sempre 2-1. Bene, allora facciamo un applauso al Sestri per il sostegno. Ecco, abbiamo le 3 ragazzine bambine. Vogliamo, Giacomo, andare a sapere il nome, eccetera, e poi in chiusura così fanno il loro esercizio, quello che riusciranno a fare, perché qua c'è pochissimo spazio, ma renderanno sicuramente l'idea. Ok, siete? Martina, Giorgia e Bianca. Ecco, poi dopo ve lo diciamo. Luca? Perché la pallanuoto, la 1 maschile e la 1 femminile torneranno in vasca questo mercoledì. Il campionato di A2, avendo finito il girone di andata, va col turno di riposo, però invece non riposeranno Lavagna e Sori perché anticiperanno la 14ª giornata sabato alle ore 18 a Lavagna. E dopodiché avremo il prossimo fine settimana l'ultima prova del campionato invernale del Tiguglio di vela, quindi una manifestazione, come sappiamo, importante, il 49esimo campionato invernale di vela che si concluderà proprio domenica, e domenica ci sarà anche l'esordio del nuoto in baia. A Sestri Levante ci sarà la possibilità domenica di nuotare nella baia, organizzato dall'Acqua Manara, ecco, vedete passare il trailer, quindi per chi è amante della vela ci sarà la vela, invece per chi è amante delle acque fredde, diciamo così, ci sarà la possibilità di nuotare in baia Sestri Levante. Vai a Sestri, tu ci vai? No, io l'acqua fredda purtroppo, non andiamo d'accordo, ormai mi sono abituato all'acqua della piscina e ho bisogno di una certa temperatura. Ecco Italo, visto che ti abbiamo coinvolto in vari sport, devi fare una domanda anche al pattinaggio Rapallo, al presidente o alla Gloria. Ma non ho domande da fare, anche Tra perché l'altro hai scritto un bellissimo pezzo sul Secolo qualche settimana fa. Sì, proprio su Gloria, che ha raccontato quello che era il suo sogno, no? Cioè è bello alla fine quando questi sogni da bambini si materializzano. Tra l'altro Gloria è stata un po' una predestinata, perché alla prima gara che aveva fatto aveva vinto, quindi ma questa forse è brava, hanno detto quando ha vinto la prima gara, no? La domanda in realtà è una riflessione, no? Sul fatto che le nuove realtà che partono con tanto entusiasmo, anche con qualche sacrificio, perché poi non è facile mettere insieme tutte le cose, è giusto che poi alla fine vengano premiate, ma Gloria lo sa che è una che sulla pista ci sta, forse più che a casa, non lo so. Forse sì. Forse più che a casa, e quindi il lavoro paga sempre, quindi lo sanno. Ecco. Ok, allora prima di dare il via, Gloria, dai tu alle bimbe per fare l'esercizio qua da noi, stai pure lì, ricevono, credo che da lì poi... C'era Giacomo che doveva dare ancora un appuntamento, non mi sembra? Così poi... Sì. Giovedì 13 febbraio alle 20:30 a Casazza Ligure, Villa Sottanis, ci sarà l'incontro intitolato Noi, il gioco e le regole con l'ex arbitro e opinionista TV Andrea De Marco, che spiegherà appunto alcune indicazioni per giocare, allenare e capire il calcio. Sarà moderato da Joel Capello. Quindi Bene, allora... 20:30 giovedì 13 febbraio. Benissimo, Noi, il gioco e le regole. Allora, intanto che salutiamo i presenti di questa sera, se vogliamo, Gloria, dare il via a provare a fare un po' di esercizio, venite, provate, forse manca anche la musica. Intanto salutiamo con un bel applauso. Ecco. Potete farlo 2 o 3 volte, vedete voi. Allora, salutiamo l'Under 14 della Virtus Entella con Mia Calizzoio,
Grazie. Salutiamo l'associazione, la società roller skating di Rapallo che è qua proprio rappresentata. Ringraziamo Italo Valebella, giornalista, per i tuoi contributi sempre molto belli. Tra l'altro con Italo quanti anni fa hai iniziato a fare TV a Telepagine? E c'era Giacomo che stava nascendo più o meno. Non era neanche in non era cantiere, ancora secondo nato. me, Molto bene, molto bene. Grazie. Allora finiamo ancora. E come si chiamava il primo? Era bello, eh? L'Angelo, dai, fate ancora, finiamo con l'Angelo. Ecco, bellissimo. Sì, sì. Ecco, benissimo. Bravissime, un bel applauso. Eccoci. Dai, ritornate. Vai. Ecco. Molto bene. Un saluto a tutti, buona serata e buona settimana.